Sono 36 candidati a sindaco nei 12 comuni dell'Agrigentino chiamati alle urne il prossimo 11 giugno. La griglia di partenza è ufficiale. Ieri sono scaduti i termini per la presentazione delle liste. Solo a Palma e a Sciacca si voterà con il sistema proporzionale. In entrambe le realtà i sindaci uscenti hanno deciso di ammainare bandiera. Nella città del Gattopardo chi sarà il successore di Pasquale Amato? In corsa Rosario Bellanti che ci riprova, nell'ultima competizione venne sconfitto al ballottaggio, Stefano Castellino, anche lui pronto a ritentare la scalata al Palazzo di Città, e Martino Falzone. A Sciacca, dove Fabrizio Di Paolo ha preferito restare ai box, si contenderanno la poltrona più alta Calogero Bono, Francesca Valenti, Fabio Termine, Stefano Scaduto e Domenico Mistretta. E veniamo agli altri comuni interessati dal sistema maggioritario. A Campobello di Licata ha deciso a fare il bis Gianni Picone, ma dovrà fare i conti con Giovanni Gibella e Giuseppe Sicilia. A Cattolica Eraclea il sindaco uscente ha tolto il disturbo per motivi professionali. La sfida sarà tra Giuseppe Gioffrida e Santino Borsellino. A Villafranca Sicola invece il sindaco uscente sarà della partita. Domenico Balsamo avrà come avversario Niccolò Cascioferro. A Lampedusa corsa 4. Giusy Nicolini è chiamata a respingere l'attacco dell'ex primo cittadino delle Pelagie Totò Martello, ma anche di Angela Maraventano, ex senatrice, e il giovane avvocato Filippo Mannino. 4 i candidati anche a Santa Margherita, c'è l'uscente Franco Valenti. I suoi sfidanti sono Pierpaolo Di Prima, l'ex consigliere provinciale Pasquale Saladino e Joseph Cacioppo. Corsa 4 pure ad Aragona, anche qui il sindaco uscente a caccia della conferma, Salvatore Parello insidiato dall'ex sindaco Biagio Bellanca e da Giuseppe Pendolino che sempre 5 anni fa perse al ballottaggio. C'è una donna, Alessandra Graceffa, spinta dal Movimento 5 Stelle. A Montallegro ha deciso di concedersi una pausa e Pietro Baglio. Il duello sarà tra Giovanni Cirillo e Rina Scalia. Sfida a 2 anche a Comitini, in campo l'ex Nino Contino e Giacomo Orlando, anche lui ex ma del comune di Grotte. A Casteltermini se la vedranno Arturo Ripepe, ex consigliere provinciale, Gioacchino Nicastro, ex presidente del consiglio comunale e l'avvocato penalista Filippo Pellitteri. Infine Bivona per il dopo Paripinto, Corsa 2, Milcocina e Salvatore Marrone.